Presidente Castiglia, partiamo dalle cronache del weekend, la meta continua a rappresentare al meglio la Sicilia nel futsal nazionale. Assolutamente sì, un grandissimo evento a Catania, la Supercoppa di Serie A, più di 3.000 spettatori, un qualcosa di unico e spettacolare con la vittoria di una società siciliana, la Meta Catania, vincitrice dello scudetto e anche adesso della Supercoppa. Più in generale, anche se ormai sei in orbita nazionale, qual è lo stato di salute del futsal siciliano guardandolo anche su scala nazionale? Ma devo dirti, la Sicilia sicuramente è una delle regioni più presenti, ma anche a livello nazionale una grandissima crescita, un futsal sempre più presente nello sport dei giovani e anche dei meno giovani, quindi questo era un qualcosa che fa piacere e che porta sempre in alto il calcio a 5 a livello nazionale. Facciamo adesso un punto per quello che è l'inizio del tuo mandato da presidente della divisione, come stanno andando le cose e quali sono anche i programmi sul breve e sul medio-lungo termine. Devo dirti che sta andando tanto bene, ho accelerato tantissimo, ho al fianco il presidente Gravina, il presidente Abete, una divisione che torna in consiglio federale, quindi tanto, come dire, tante cose fatte ma tantissime ancora cose da fare.